È il momento di accogliere l'Ottetto Anna di Treviso. Buonasera e grazie per la calorosa accoglienza. Davvero, ci presentiamo qui dinanzi a voi col cuore pieno e denso di emozioni provate sentendo il coro Anna Codroipo, il coro della sezione, che davvero ci ha emozionato tanto e siamo, oltre che orgogliosi di essere qua con voi questa sera, davvero felici di poter condividere questa bellissima serata che avete aperto in modo bellissimo. Davvero grazie. Permettetemi solo di ringraziare tutte le parti che si sono messe assieme per poter organizzare questa serata corale. Innanzitutto il gruppo Alpini di Codroipo che festeggia il 95esimo e davvero siamo onorati di poterlo festeggiare assieme. Ma non solo, c'è anche il 40esimo del coro della sezione Anna di Udine e quindi ancora di più un momento importante. Noi ne compieremo 10 il prossimo anno, quindi in termini di Naia 30 anni di stecca abbiamo ancora di strada da fare. Siamo anche onorati di far parte dell'8° Rotunno Alpini del CAR, del Caserma di Codroipo, e ringraziamo soprattutto chi ci ha potuto ospitare in questa stupenda chiesa, questo stupendo Duomo che ha davvero, sembra costruito per poter trasportare le emozioni che le voci possono lasciare andare fuori. E quindi grazie anche ad Oniva che ci ha aperto le porte con un
sentito e figurato abbraccio vogliamo abbracciare tutti quanti per l'opportunità che ci date questa sera. Grazie. Siamo in intimità, siamo anche in pochini noi, quindi vi chiediamo di avvicinarvi, di aprire le orecchie e soprattutto il cuore. Noi le emozioni ce le metteremo tutti e speriamo di arrivarvi e di lasciare qualche piccolo semino, magari nei prossimi giorni vi ricordi di una bella serata. Quello sarà il grazie più bello che ci darete. Cominciamo con questo percorso. Il cappello alpino e la sua inconfondibile pelle. Sul tema della giornata nazionale di Biella, alpini portatori di speranza, lo striscione degli alpini di Treviso recitava: il cuore che spera ha una penna nera, più che mai in linea con il giubileo della speranza. Non possiamo raccontarvi cosa significa per noi speranza. Cominciamo intanto col dire che la vita stessa è speranza. Dal testo di Erika e Salvatore Mineo, interpretato da Fiorella Mannoia a Sanremo 2017. Che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri la vita, è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testata, se cadi ti aspetta. Siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. Siamo eterni, siamo passi, siamo storie, siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà.
speranza, quella che nasce da un sorriso sincero, che dona freschezza al cuore. E allora, con un pensiero di padre Nicola Vucic, il quale scrive: agli occhi degli altri può sembrare una meteora, ma agli occhi di Dio tu sei una stella. A voi, di Antoine de Saint-Exupéry, Le stelle. Capitolo 16, tratto dall'opera Il piccolo principe. Quando tu guarderai il cielo la notte, visto che io abiterò in una di esse, visto che io riderò in una di esse, allora sarà per te come se tutte le stelle ridessero. Tu avrai, tu solo, delle stelle che sanno ridere. E quando ti sarai consolato, ci si consola sempre, sarai contento di avermi conosciuto, sarai sempre il mio amico. Avrai voglia di ridere con me e aprirai a volte la finestra, così, per il piacere. E i tuoi amici saranno stupiti di vederti ridere guardando il cielo.
La speranza, quella che muove ad imprese che per di più sembrano impossibili. Apolonio Carvaio del Movimento dei Focolari. Portare la speranza nel nostro sguardo, mentre contempliamo ciò che ci aspetta, è un atto di ottimismo, un riconoscimento del fatto che nonostante le sfide e le incertezze c'è sempre la possibilità di rinnovarsi. La speranza non è la cieca convinzione che tutto sarà perfetto, ma la convinzione che possiamo fare la differenza. È la forza motrice che ci spinge a continuare e a innovare e a sognare. Quando crediamo in un futuro migliore, condividiamo questa visione con coloro che ci circondano, ispirandoli a credere e ad agire positivamente. È una scintilla che aspetta di accendere il nostro potenziale. Quando accendiamo la fiamma della speranza, accendiamo anche la fede e l'amore. In definitiva, la speranza è un invito all'azione. La speranza, figlia di chi dona se stesso. Papa Francesco, nell'udienza concessa alle Penne Nere in Vaticano nel febbraio del 2022 per il 150° anniversario di fondazione del Corpo degli Alpini. Non siete rimasti spettatori durante i momenti più difficili.
Siete stati e siete coraggiosi protagonisti del tempo che vivete. Questa concretezza nel servire, anima del vostro sodalizio, è Vangelo messo in pratica. A me colpisce la tenerezza del cuore alpino, un uomo forte, ma nei momenti della vita più forti viene quella tenerezza. Forti ma teneri. Non si è alpini per se stessi, ma per gli altri e con gli altri. Oggi, nel soffocante clima di individualismo che rende indifferenti molti, c'è bisogno di ripartire da qui, di ritrovare l'entusiasmo di prendersi cura degli altri. La vostra testimonianza è storica e attuale. La speranza, quella che sopravvive davanti ad un piatto vuoto, quella che nemmeno la fame riesce a sconfiggere. La speranza di Gianni Rodari. Se io avessi una botteguccia fatta in una sola stanza, vorrei mettermi a vendere, sai cosa? La speranza. Speranza a buon mercato. Per un soldo ne darei ad un solo cliente quanto basta per sei. E alla povera gente che non ha da campare darei tutta la mia speranza senza fargliela pagare.
la speranza di chi è stato custode della speranza fatta carne. Papa Francesco, udienza generale in Aula Paolo VI, mercoledì 15 dicembre 2021. Cari fratelli e care sorelle, buongiorno. San Giuseppe, il suo ruolo nella storia della salvezza e il suo essere giusto e sposo di Maria. Oggi vorrei prendere in esame un altro aspetto importante della sua figura, il silenzio. Tante volte oggi ci vuole il silenzio. Il silenzio è importante. A me colpisce un versetto del libro della Sapienza che è stato letto pensando al Natale e dice: quando la notte era nel più profondo silenzio, lì la tua parola è discesa sulla terra. Il momento più silenzioso Dio si è manifestato. I Vangeli non ci riportano nessuna parola di San Giuseppe di Nazareth, niente, non ha mai parlato. Ciò non significa che egli fosse taciturno, no, c'è un motivo profondo. Con questo suo silenzio Giuseppe conferma quello che scrive Sant'Agostino: nella misura in cui cresce in noi la parola, il verbo fatto uomo, diminuiscono le parole.
E per finire, la speranza, quella che tutti noi poniamo nelle generazioni future. Dedichiamo la conclusione della nostra serata ai bambini e a tutti coloro che hanno cura del bambino che c'è in loro. Da un'intervista del 13 maggio 2022 alla psichiatra e psicoterapeuta Adelia Cattini, esperta in psicoanalisi di bambini e adolescenti. È nel DNA delle fiabe avere una lezione morale forte, la lotta tra il bene e il male, l'amore e la separazione, il perdersi ed il ritrovarsi, l'amicizia e l'invidia, la generosità e la gelosia. Nelle fiabe sono presenti tutti i sentimenti umani, rappresentati ognuno da un personaggio. I protagonisti troveranno sempre una soluzione e la strada per tornare a casa, la casa fisica e la casa interna, il luogo dei sentimenti, della sicurezza e dell'amore. Le fiabe insegnano ai bambini che il bene trionferà sempre e, mentre questo potrebbe non essere vero negli aspetti del mondo reale, la lezione è semplice e importante. Sii l'eroe, non il cattivo. Impara a sperare prima e ad adoperarti per il meglio poi.